La Polizia di Stato, con l'impegno degli operatori delle squadre mobili presenti sul territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane nei confronti di giovani dediti principalmente in gruppo o singolarmente a reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti, di armi, nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano in forme di discriminazione e odio. In provincia di Agrigento l'attività della squadra mobile, con il supporto di equipaggi del personale della squadra cinofili della Questura di Palermo, del personale della Polizia Amministrativa, della Questura e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino e dei centri limitrofi finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti in locali e stabilimenti balneari della cosiddetta Movida, al fine di verificare la presenza di fenomeni di sfruttamento del lavoro giovanile. Nell'ambito di tale attività sono state identificate 31 persone, eseguite 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti aggravati da precedenti di polizia. È stato denunciato in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, oltre che a materiale per il frazionamento, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, nell'ambito dei controlli eseguiti nei luoghi della Movida e in alcuni stabilimenti balneari a Palma di Montechiaro, nei confronti di 2 esercizi commerciali sono state levate sanzioni amministrative per la somministrazione di alcol ai minori, oltre che per ulteriori violazioni a disposizioni previste dal TUPS in materia igienico-sanitaria.